Tochi, a Cesena, Faenza, Rimini, dove potrai gustare i migliori piatti di sushi e cucina orientale con la formula all you can eat, a menù a pranzo e a cena a prezzo fisso oppure menù alla carta. Tochi. La destinazione Romagna, come valore aggiunto per il turismo e l'economia del territorio, è al centro del convegno organizzato da Confesercenti sulle opportunità del nuovo organismo previsto dalla legge regionale sull'ordinamento turistico in termini di promozione e valorizzazione dei territori e di azioni di promo-commercializzazione. Questo convegno arriva in un momento in cui i numeri della domanda e dell'offerta turistica delle destinazioni Romagna, che comprende come noto 4 province, Rimini, Forlì Cesena, Ravenna e Ferrara, sono già oggi molto consistenti. Circa 30 milioni di presenze turistiche nel 2016, il 78% del totale regionale, con 3.500 alberghi, 2.550 esercizi extra-alberghieri ed un totale di 165.000 camere occupate. L'obiettivo ovviamente è quello di sviluppare ulteriormente questa economia turistica. Presidente Ciarapica, ma aggancio al titolo del convegno di quest'oggi, Destinazione Romagna, valore aggiunto per il turismo e l'economia del territorio, e mi aggancio anche agli splendidi numeri che il turismo emiliano-romagnolo ha portato nel 2016. Si può dire quindi che la Destinazione Romagna sta facendo vedere i suoi primi frutti? Sì, siamo in una fase evolutiva in cui ovviamente la definizione della destinazione è ancora in itinere, quindi probabilmente i frutti veri e propri li raccoglieremo probabilmente di qui in avanti. Sui numeri del 2016 sì, abbiamo senza dubbio avuto soddisfazione, ovviamente l'aspettativa è sempre quella di incrementare, perché questo è tipicamente l'atteggiamento di un imprenditore. Si stanno mettendo a posto una serie di tasselli, che cosa si può fare ancora di più per incentivare i numeri già buoni? Allora, quello che ci stiamo accingendo a fare è un percorso sicuramente più che positivo. Proporci come destinazione Romagna deve avere tante opportunità, ci dovrebbe dare tante opportunità, perché paradossalmente è come se uno ha tanti prodotti da vendere piuttosto che solo uno, la probabilità di vendere è maggiore proprio per la legge dei numeri, e quindi noi abbiamo molte aspettative e daremo il nostro contributo come facciamo sempre. Comunque sul fronte degli albergatori, comunque di tutti gli associati Confesercenti, mi sembra che la Destinazione Romagna abbia trovato risposte positive. Sì, le destinazioni, le 4 almeno destinazioni che compongono la Romagna, con le rispettive amministrazioni che hanno deliberato per l'adesione a questo grande progetto, ha visto noi operatori entusiasti, e quindi parteciperemo ai tavoli con le nostre rappresentanze e siamo assolutamente fiduciosi. Filippo Donati, presidente nazionale Assotel, imprenditore alberghiero da lunga data, il che non vuol dire che si è vecchi, però sicuramente in questi anni di attività ha avuto modo di vedere la grande evoluzione del turismo. La domanda turistica è cresciuta, è cambiata moltissimo l'aspettativa e le pretese che il turista ha quando viene da noi. Cosa è cambiato con la nuova legge regionale, con questo progetto di Destinazione Romagna? Da quando faccio l'albergatore sono cambiati diversi mondi da questo punto di vista. Sicuramente la parola d'ordine è sempre stata evolversi per non estinguersi per la nostra categoria. Ci sono in atto delle vere e proprie rivoluzioni e questa legge, questa nuova legge che definisce la destinazione turistica Romagna è una legge che va incontro e che forse anticipa anche una parte di esigenze della nuova domanda. Abbiamo collaborato con l'assessorato al turismo regionale per la stesura di questa legge, che reputiamo al momento una buona legge. Adesso spetta passare dalla parte, diciamo, legislativa, dal cartaceo, è il momento di passare agli atti e ai fatti concreti. Quindi agli albergatori viene demandato, e gli albergatori vengono richiamati insieme alle amministrazioni pubbliche locali alla gestione di questa nuova legge, che ci vede tutti più insieme nel nome di un qualcosa che è sempre esistito, che è la destinazione Romagna, ma che nessuno ha mai spinto poi effettivamente con grande convinzione. Quindi adesso siamo al banco di prova, si comincerà da questa stagione, anche se siamo appena all'inizio, quindi servirà come minimo un anno per capire, cercare di comprendere se abbiamo intrapreso la strada giusta, se la legge necessiterà di correzioni, però a noi sembra veramente una cosa ben fatta, perché coordinata e concertata con le categorie, per cui abbiamo buone speranze di rimanere una delle destinazioni più all'avanguardia, perlomeno nel nostro paese.
Una buona legge regionale che lancia quindi una bella sfida per tutti gli operatori del settore, soprattutto anche una bella sfida per cercare di mantenere i grandi numeri del 2016 come presenze e come domanda di turismo qui in regione. Mai avuto paura delle sfide come regione secondo me, e anche come categorie interessate da questo settore. Sicuramente la prova del 9 è capire se abbiamo la maturità e dimostrare che abbiamo la maturità giusta per poter competere tutti insieme. La parola d'ordine in questo momento è sicuramente destinazione Romagna, ma poi la parola del back office è insieme, cioè quindi insieme dobbiamo fare questa destinazione Romagna, cioè dobbiamo rendere questa destinazione una vera destinazione turistica completa. Non si scopre poi nulla di nuovo dicendo che fare rete e sinergia è sempre il modo migliore per tenersi a galla e per emergere. Sì, lo è sempre stato, però non era mai stato enunciato su una carta né in una legge che regolasse una parte del nostro settore, quindi adesso non abbiamo più scuse. Dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare comunque orchestra, dobbiamo suonare tutti insieme. Fabrizio Albertini, vicepresidente di Assotel Confesercenti regionale. La nuova legge sul turismo è un sogno che si è avverato, un'esigenza che c'era e finalmente che si sentiva necessaria e adesso c'è finalmente? Sì, Destinazione Romagna è il nostro futuro. Noi veniamo da un passato glorioso, abbiamo fatto molto bene, soddisfazioni per quello che riguarda tutta la nostra storicità, per quello che riguarda il turismo. Oggi ci troviamo in una nuova sfida. Una nuova sfida vuol dire costruire, progettare quelle che saranno le regole e quelle che saranno le basi della progettazione del nuovo turismo. Abbiamo un modello che ha funzionato molto bene nel passato, abbiamo fatto un po' scuola, noi romagnoli eravamo un po' etichettati come quelli che hanno trasformato la sabbia in oro, diciamo così, hanno inventato il turismo. Oggi dal 1990 in poi, con i voli low cost, con quello che è il cambio di comunicazione web che c'è stato, abbiamo bisogno di rinnovarci. Questa nuova legge ci dà questa opportunità, quindi un connubio pubblico e privato che ci deve portare a progettare il nostro futuro turistico, anche perché è un'esigenza che ne abbiamo per via anche della grande concorrenza che ha determinato appunto anche il fatto che più turisti viaggiano e più mete si mettono in concorrenza fra di loro. Quindi noi abbiamo l'esigenza di ritornare ad appropriarci di quel nostro ruolo di top che avevamo nel turismo e questa è una grande opportunità. Questo dal vostro punto di vista è il risultato finale quando il progetto della legge regionale della Destinazione Romagna andrà a pallino, diciamo. Sì, perché fondamentalmente il fulcro di questa nuova legge è quella che sposta, diciamo così, l'attenzione dal prodotto al territorio, quindi un territorio allargato e quindi con tutte le eccellenze, con un territorio che copre 4 province da Ferrara fino a Rimini, compreso non solo la costa ma anche all'entroterra, ci dà opportunità di vendere un territorio dove dentro non c'è solo il balneare ma c'è il termale, c'è le colline, c'è la cultura, c'è l'enogastronomia, i grandissimi eventi che noi facciamo in tutto il territorio romagnolo, sia quelli enogastronomici che quelli sportivi. Tutto questo messo in rete ci deve dare l'opportunità di vendere meglio le nostre strutture e far lavorare molto di più l'indotto che c'è anche dietro questo comparto turistico. Quello che sta dicendo sembra in un certo senso suffragata anche dai numeri del 2016 e dai primi dati del 2017 che dimostrano come il turismo è in forte aumento sotto tutte le voci a bilancio. Sì, diciamo che noi nelle 4 province nel 2016 abbiamo sfiorato i 30 milioni di presenze, quindi partiamo da basi solide. Però non ci vogliamo fermare qui naturalmente, anche perché l'asticella va sempre tenuta molto alta. Puntiamo sulla qualità, puntiamo sulla diversità dei servizi, sull'innovazione dei servizi. Cerchiamo e vogliamo come parte privata di questo progetto portare il nostro contributo con anche delle innovative, usando forse anche più il mare come si faceva una volta, portando giochi d'acqua, piscine diciamo di acqua salata e perché no anche un trasporto. E molto spesso per fare una grande destinazione abbiamo bisogno di infrastrutture, di collegamenti viari, di strade, autostrade, aeroporti.
ma possiamo anche usare il mare per trasportare con un trasporto ecosostenibile da Ravenna a Rimini i nostri turisti. Quindi è una bella sfida perché è ricca di contenuti al quale noi vogliamo partecipare attivamente. Partiamo dai 40 milioni complessivi, 20 per quanto riguarda la riqualificazione delle città della costa e 20 per le strutture ricettive. Un gran bel passo in avanti. Sì, è l'ulteriore dimostrazione di come per la Regione Emilia-Romagna il turismo sia un asset economico fondamentale per lo sviluppo di questo territorio, lo è stato naturalmente anche negli ultimi 20 anni. Oggi vogliamo provare ad accompagnare la riforma della legge, anzi la nuova legge regionale sul turismo, anche con politiche di sostegno alla riqualificazione del prodotto, sia per quanto riguarda la componente pubblica e quindi le città, sia per quanto riguarda la componente privata e quindi gli alberghi, le attività commerciali in generale. Quindi questi 20 milioni per la riqualificazione delle città della costa, i 20 per sostenere importanti progetti di riqualificazione delle strutture ricettive vanno appunto in questa direzione, quindi insomma un segnale importante, anche perché ci sono state oltre 500 domande, quindi c'è un dinamismo e un fermento e una voglia soprattutto di investire che va accompagnata e va sostenuta appunto anche con incentivi di carattere pubblico. Era arrivato il momento di superare, diciamo, questa frammentazione di prodotti che ha portato importanti risultati, ma che non aveva dato la possibilità di sviluppare tutte le potenzialità di un territorio che non ha solamente una unica eccellenza, che è quella del balneare, ma presenta appunto delle peculiarità davvero straordinarie che possono far diventare la Romagna una delle più grandi destinazioni europee, al pari della Camargue, al pari della Costa Azzurra, ecco, di tante altre destinazioni che già da tempo valorizzano e promuovono attraverso piani di marketing integrati tutto il territorio, non solo la componente principale, quella che attira prevalentemente i turisti internazionali. E quindi oggi ci sono tutte le condizioni per farlo, la legge c'è, le risorse ci sono, la Regione ci mette risorse importanti, i comuni ci stanno mettendo risorse importanti dentro la destinazione Romagna. Ora tocca agli attori che dovranno governarla e che sono gli attori protagonisti del proprio destino e dello sviluppo turistico di questo territorio, ma insomma ce l'abbiamo fatta in tutti questi anni e quindi credo che faremo ancora un importante lavoro che ci consente di crescere ulteriormente. Ecco. In questo grande processo di crescita la grande sfida da giocare è il miglioramento delle infrastrutture, insomma ci sono dei ragionamenti sull'aeroporto di Rimini, non si sa sull'aeroporto di Forlì cose, poi soprattutto il potenziamento della linea ferroviaria che renda meno isolata Ravenna. Sì, allora sull'aeroporto di Forlì ci auguriamo tutti naturalmente che ci possano essere delle buone notizie nei prossimi mesi rispetto appunto alla situazione attuale. Rimini ha bisogno di spiegare le proprie potenzialità, vedremo nei prossimi mesi, ci confronteremo con Air Riminum. Bologna sta andando molto bene e sul treno abbiamo fatto appunto passi importanti, perché comunque riportare a Rimini, in Romagna, Cervia, Cesenatico appunto il treno da Monaco è stato un passo importante. Abbiamo costruito con Trenitalia una progettualità per l'estate che vede coinvolti i treni appunto di lunga percorrenza sul mercato nazionale dal nord Italia attraverso appunto un progetto che prevede il collegamento fra la prenotazione nel treno con il pacchetto turistico e con addirittura la restituzione del biglietto o di andata e ritorno a chi lo acquista, quindi insomma una serie di politiche integrate che provano a valorizzare appunto dal punto di vista ferroviario le nostre destinazioni per renderle più raggiungibili e più appetibili. Il salto di qualità anche in questo caso lo potremo fare quando ci saranno le condizioni, credo già nel 2018 ci possa essere da questo punto di vista un segnale importante per collegare in maniera rapida, efficace, 24 ore al giorno Ravenna con Rimini con dei treni moderni, efficienti, con il wifi, con la possibilità di caricare le biciclette per far muovere i turisti all'interno di questo grande distretto industriale.